Il fattore S nel lavoro. Oltre ai contratti, contano i valori. Corriere Imprese Nord-Est, lunedì 6 novembre 2023. Da una parte c'è già un grande e crescente numero di persone, per lo più giovani, che quando si reca al lavoro non è più disponibile a lasciare a casa i propri valori e se ne sta alla larga dalle realtà che interpretano il rapporto con le maestranze come nulla più di un insieme di obbligazioni reciprocamente vincolanti e conformi a leggi, contratti e accordi, a prescindere dal fatto che in queste imprese i processi che vanno dalla selezione alle politiche retributive, passando per lo sviluppo e la misurazione della performance, siano basate sulle più moderne tecniche di gestione del personale. È il segno inequivocabile che le generazioni del nuovo millennio hanno un'idea pittoresca del mondo del lavoro? Direi di no. È invece il segno che su certi valori etici, civili e ambientali non ci possono essere compromessi a ribasso. Sempre da questa parte c'è chi matura l'appena citata consapevolezza nel mezzo del cammin della propria vita lavorativa. I numeri dicono che al suo manifestarsi chi può se ne va da queste imprese alla prima occasione buona. Chi proprio non può, pragmaticamente tira i remi in barca e pur continuando a svolgere le mansioni assegnate, riduce il coinvolgimento, si disimpegna emotivamente e si ritira silenziosamente nel proprio ruolo. È gente da biasimare e a cui ricordare come funzionano i rapporti di lavoro? Direi di no. Bisogna invece mettersi all'ascolto di queste persone, comprenderne le ragioni e adattare approcci e strumenti per relazionarsi con loro. Dall'altra parte c'è un ancor piccolo ma crescente numero di imprese che è pronto ad accogliere le persone che si aspettano di vivere i propri valori nel luogo di lavoro. C'è chi prende impegni precisi per la diversità, l'uguaglianza e l'inclusione, intesi in senso etnico, identitario, culturale e anagrafico. C'è chi si impegna per supportare la coesione sociale a livello locale o, potendo contare su una presenza distribuita e capillare, a livello di intero paese. C'è chi adatta i processi di approvvigionamento produttivi, distributivi e commerciali per ridurre l'impatto ambientale e per garantire che i diritti delle persone che lavorano, ovunque esse siano, vengono sempre rispettati. Cosa ci dicono queste imprese? Ci suggeriscono che accanto a vision e mission, nella strategia deve trovare spazio anche la sua ragion d'essere, che oggi prende il nome di purpose e che diventa parte integrante della gestione delle relazioni di lavoro, dando ad esse un significato che va ben oltre la reciprocità delle obbligazioni e la conformità alle norme. Fin qui i principi generali, ma in pratica ecco come si deve fare. Le imprese orientate alla sostenibilità hanno già confidenza con le pratiche ESG. Devono prendere la S, che sta per sociale, e inserirla in modo organico nel piano strategico, definendo gli interventi a favore delle comunità territoriali e le azioni per le maestranze, allocando le risorse e indicando gli obiettivi di performance. Le linee guida sono contenute nella direttiva dell'Unione Europea del 2022, numero 2464 del 16 dicembre, che introduce progressivamente l'obbligo della rendicontazione di sostenibilità, in cui tra le altre cose vanno indicate le relazioni con le comunità interessate dalle attività dell'impresa e le azioni per la parità di genere, l'uguaglianza, la non discriminazione, la diversità, l'inclusione e i diritti. Ci sarà sempre più bisogno di manager e professional delle risorse umane. Il passaggio dalla strategia ai cambiamenti operativi richiede interventi sulle strutture organizzative e sui processi decisionali. Ci sono aziende che hanno intrapreso la strada della certificazione di parità di genere, adattando i criteri di selezione, i percorsi di carriera e i livelli retributivi. C'è chi si è riorganizzato per gruppi di lavoro, dando a tali gruppi l'autonomia nel prendere decisioni che prima erano di competenza del management. C'è chi ha ampliato il welfare con soluzioni inedite, dal supporto psicologico al volontariato. Infine, bisogna misurare i risultati delle politiche per il buon lavoro e comunicarli dentro e fuori l'impresa.